Radio Libertà. Veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti. Leonardo Sciascia, Il caso Moro, 1981. Il caso Moro. Io ho scritto quel libro in uno stato quasi di allucinazione, devo dire, perché io di solito quando scrivo mi diverto sempre, mi diverto tra virgolette, cioè provo un grande piacere a scrivere è un piacere straordinario per me. Ma il libro su Moro l'ho scritto con una tensione angosciosa, ecco, quasi visionaria. Non posso rivelare dettagli così, ma devo dire che dopo più di un anno di lavoro nella Commissione Moro non ho nulla da mutare a quel libro. Cioè, i riscontri che lei ha trovato Sì. nel lavoro della Commissione, nelle indagini, Sì. coincidono con quanto lei coincidono con quello aveva che intuito, che diciamo, avevo intuito, sì. e dedotto Sì, sì, dalle lettere e dai comportamenti pubblici sì, che ci furono nella circostanza. esattamente, sì. Ecco, lei ritiene in questo caso, come in altri casi, che si debba avere il coraggio di dire la verità anche contro la propria parte politica o culturale? Ah sì, penso di sì. Penso assolutamente di sì, perché la verità paga sempre, la menzogna mai. Va ora in onda la rassegna stampa. Radio Libertà, di nuovo in onda, diamo la linea subito a Giulio Cainarca. Un cordiale buongiorno a Federico Borsari, a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa di un giorno straordinario, perché non è mai accaduto nella storia dell'umanità che fosse lunedì 3 luglio 2023. Quindi è un giorno eccezionale, come tale va considerato. Alle 7.34 radiolibertà.net, pagina Facebook di Radio Libertà, per vedere cosa non va e cosa va in onda, cosa potrebbe andare in onda, cosa è andato, cosa è probabile che vada in onda oggi. E subito l'agenzia ANSA con un problema fondamentale per l'Italia, il ministro San Giuliano contro Sgarbi, no al turpiloquio, no al sessismo. Se non sapete di che cosa si tratta, peggio per voi. Secondo titolo, auto Ariete contro la casa del sindaco, Francia sotto shock, si alza il livello della protesta in Francia. Parla anche la nonna del 17enne ucciso, Nahel. Fermatevi, ha detto la nonna. Ieri serata tranquilla in Francia, quasi ovunque, con un totale di 49 fermi preventivi in tutto il paese, scrive l'agenzia ANSA in primissimo piano. Poi vedremo una serie di commenti e articoli su questo tema. E nel frattempo la rivolta pare aver contagiato anche la tranquillissima Svizzera e l'inquieto Belgio. Oggi riunione all'Eliseo. Meloni alle prese con Sgarbi e Santanchè, in mezzo c'è il MES, addirittura settimana di fuoco, esagera l'agenzia ANSA per appassionarci a qualcosa che è poco probabile che ci appassioni, cioè appunto Sgarbi, il MES, la Santanchè, una roba da far tremare le vene e i polsi. La Premier affronta il nord produttivo, inteso come il nord dell'Europa. Sul nord dell'Italia invece avremo sporadico un articolo su Atlantico Quotidiano che ci ricorda che in Veneto forse l'autonomia la vogliono, forse.
Mentre sempre dal primo piano dell'agenzia ANSA di stamani Papa Francesco si è detto indignato per il rogo del Corano in Svezia e se l'è presa anche contro oroscopi e cartomanti, giustamente, solo superstizioni, ha detto il pontefice. In primo piano ancora sull'agenzia ANSA di stamani esplosione vicino a una base aerea russa e raid su Belgorod. La Polonia intanto rafforza i confini. Da Putin, dalla Russia, sarebbero andati 17 miliardi e mezzo di dollari in tutto al simpatico Prigozhin, che sempre più se lo guardate fisionomicamente sembra il figlio del Papa, proprio fisionomicamente, non come personalità, sia chiaro. Comunque, al di là di questo, attacco israeliano a Jenin, almeno 3 palestinesi uccisi, altri 13 sono stati feriti, lo ha riferito il Ministero della Sanità palestinese, portavoce Abu Mazen dice a Jenin un crimine di guerra. E poi c'è Salvini, poi vedremo un'intervista pubblicata ieri sul Corriere della Sera. Salvini lancia un patto per le elezioni europee, oggi vede Marine Le Pen, ma gli alleati restano tiepidi. Da Forza Italia e Fratelli d'Italia il no al listone unico. Giorgia Meloni ha detto che l'Italia cresce, i dati sul lavoro dell'Istat sono incoraggianti, i dati dell'Istat sul lavoro, per essere più precisi, sono incoraggianti, lo ha detto la Premier su Facebook. E poi ancora Verstappen imbattibile, ma in Austria alcuni lampi della Ferrari, per chi ancora si appassiona alla Formula 1. La fine investe nelle mani dei figli. I francesi di Vivendi alla finestra, scrive ancora l'agenzia ANSA in prima pagina, i figli che saranno eredi dell'impero finanziario di Silvio Berlusconi stanno studiando insieme tutte le ipotesi del futuro del gruppo. Il ricordo dei figli di Berlusconi in un video Mediaset con una didascalia firmata da Marina, Piersilvio, Barbara, Eleonora e Luigi. I 5 figli di Silvio Berlusconi, dolcissimo papà, grazie per la vita, grazie per l'amore, vivrai per sempre dentro di noi, la didascalia del video su Mediaset. L'Unione Europea verso le norme rafforzate sulla privacy, in arrivo la nuova proposta sul GDPR, privacy eccetera, più cooperazione tra i 27, bla 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 bla, e poi il trionfo di Selva al Palio di Siena. Strage sulle strade, 600 morti nei weekend del 2023, poi c'è una notizia importante, Barbara D'Urso lascia pomeriggio 5, finisce un'epoca storica incredibile, rievocata oggi anche sul Corriere della Sera. Estate 2023, un terzo della spesa sarà destinato a mangiare, tutti in vacanza, tutti a mangiare, bere, strafogarsi, per un valore che supera 15 miliardi di euro per ristoranti, pizzerie, agriturismi, perché potrà crollare il mondo, ma l'italiano in vacanza e a mangiare e a bere ci va sempre. Con ciò lasciamo la prima pagina dell'agenzia ANSA. Sulle cronache di Repubblica ci sono 2 pagine interessanti per inquadrare la vicenda di Michelle Causo, la ragazza di 17 anni uccisa nel quartiere Primavalle dopo una lite per 20 euro da un coetaneo. Ebbene, è stata uccisa con il coltello usato per tagliare la droga, l'hashish. Faro sui baby pusher della zona di Primavalle. Approfondimenti sui cellulari in corso, ma i genitori non ne vogliono sentir parlare. La droga non c'entra. Come mai i genitori non ne vogliono sentir parlare se tutto porta lì? Punto di domanda. Stasera la tripla fiaccolata in memoria della vittima. Con Gualtieri e Rocca anche l'ultrafascista Castellino. Il fidanzato della ragazzetta aveva comprato le fedi, te l'avevo promesso, anzi le ha comprate, te l'avevo promesso, ci sposeremo comunque anche con lei morta, dice il fidanzatino. C'è poi la droga dei trapper, si chiama Purple, si compra su Telegram, è il mix venduto dal simpatico soggetto, il killer di Primavalle, una miscela di sciroppo per la tosse, codeina e prometazina, si trova in chat. Consegne express in tutta Roma, però per carità, i genitori sono infuriati, la droga non c'entra. Ha ucciso la ragazzina con lo stesso coltello con cui tagliava l'hashish. Emergono nuovi particolari sulla terribile giornata in cui la 17enne è stata accoltellata e uccisa da ODS, il suo coetaneo. C'è anche questa bella droga qui, appunto, la Purple. Con 80 euro se ne prendono 40 milligrammi, con 150 80. Per l'acquisto bisogna mandare un selfie ed essere solo gente seria, affidabile, no infami, no guardie. È un mercato nero e clandestino, scrive Repubblica nell'edizione romana di stamattina, ma facilmente accessibile quello che si sviluppa sul web. Le nuove piazze di spaccio a Roma sono invisibili ma al tempo stesso alla luce del sole. Non propongono più i classici erba, hashish, cocaina.
ma anche il Purple Drank, detto anche Lean, Purple Jelly o Sizurp. È il cocktail a base di sciroppo per la tosse contenente codeina, prometazzina, che agisce anche come antistaminico, e bibite zuccherate. Dall'Amazon della droga, che ha come immagine del profilo una maschera di Silvio Berlusconi, fino a Z-Pot Roma, le chat Telegram dove trovare stupefacenti sono praticamente infinite e hanno da 100 a 7.000 iscritti. Garantiscono consegne in giornata, quartiere per quartiere. Ci sono anche i castelli romani per chi vive fuori dalla capitale. Tra le richieste in aumento ci sono farmaci come il Macatussin, che un tempo poteva essere acquistato in Svizzera senza ricetta, e l'Actavis, 150 euro a bottiglia, 2 ingredienti fondamentali per la Lean, la miscela venduta attraverso il suo profilo Instagram dal killer di Prima Valle, cioè dal ragazzo che ha fatto fuori Michel Causo. Ma i genitori infuriati, la droga non c'entra. Per carità. Il 17enne che ha ucciso Michel Maria Causo con 6 coltellate sotto l'effetto di stupefacenti aveva abbandonato la scuola e vendeva Lean, questa miscela appunto di droga. Così si guadagnava da vivere. Accanto alle foto da gangster su Instagram proponeva in vendita la miscela viola, diventata famosa nella comunità hip hop americana degli anni 90, ma che in Italia è meglio conosciuta per la sua associazione con la musica trap, tanto che alcuni artisti ne parlano anche nei propri brani, come Sfera e Basta, che insieme a Dref Gold ha cantato una traccia, Sciroppo, proprio dedicata al mix realizzato con pochi e facilmente reperibili ingredienti. Una banda di giovanissimi nel 21 era stata sgominata perché falsificava le ricette per comprare sostanze in farmacia. L'inchiesta, ribattezzata New Joint, aveva scoperchiato, a partire dalla scoperta di una ricetta falsa redatta da un medico inesistente, un vero e proprio mercato nero nei quartieri della Roma Bene, zone come Montemario, Ponte Milvio, Villa Glori, dove giovanissimi, anche minorenni, si stordivano e facevano affari con bevande alla codeina. No perdi tempo, scriveva O, il giovane omicida di Primavalle, invitando a contattarlo in privato, e anche su Telegram. Rapporto diretto senza intermediari. Su alcuni gruppi i prezzi sono esposti sotto alle foto. 40 ml 80 euro, 80 ml 150 euro, 10 euro di sconto per chi acquista più droga da diluire poi nelle bevande dolci e gasate. Su altri c'è un menù vero e proprio: fumo, cocaina, chetamina, MDMA, vera Lean. Il pagamento è a mano, il costo di consegna ha un supplemento calcolato sui chilometri. La droga arriva in tutta la città capillarmente. Il 17enne aveva già scoperto che così si campa. Si stracampa, vista che ormai le città sono combinate così e gli italiani sono combinati così, perché i clienti sono per lo più italici. La nuova Italia che avanza. Complimenti. Mentre lasciamo l'argomento e torniamo a ieri, c'è l'intervista di cui si parla oggi, è ripresa anche con un'intervista al capogruppo della Lega alla Camera Molinari. L'intervista di ieri sul Corriere della Sera a Matteo Salvini, che parte dall'incontro di oggi con Marine Le Pen. La fisionomia di governo della Lega è totalmente compatibile con Marine Le Pen. Marine Le Pen è apprezzata da una fetta consistente di francesi, rappresenta la principale forza di centrodestra in Francia da anni, è primo partito in assoluto, ha rafforzato la dirigenza, si è rinnovata, si batte a difesa di lavoratori, agricoltori, pescatori pensionati, si comporta come la Lega in Italia. Lei, a differenza di altri, non ha mai insultato l'Italia. Dell'Eurogruppo leghista Identità e Democrazia fanno parte anche i tedeschi, Alternative für Deutschland, AfD. Anche loro sono compatibili? Hanno rinnovato vertici e personale politico, risponde Salvini al Corriere della Sera di ieri, ma con i tedeschi di AfD c'è un rapporto politico non paragonabile a quello che abbiamo da più tempo con Le Pen, gli austriaci, gli olandesi o altri. Segnalo però che AfD registra una crescita nei sondaggi e non perché i tedeschi sono diventati estremisti. I partiti tradizionali del centro hanno scelto di governare a Bruxelles con la sinistra da troppi anni, imponendo scelte pericolose anche per imprese e lavoro della Germania. Ricordo l'intesa col mio omologo tedesco Volker Wissing, un fronte comune per cambiare la scelta imposta dalla Commissione contro l'automotive, aprendo agli e-fuel. La stessa CDU tedesca dovrà scegliere in Europa fra governare coi socialisti o lavorare o a una grande alleanza di centrodestra. Con il vicepresidente Timmermans invece i rapporti non sono buoni, perché Timmermans
dice Salvini, non difende gli interessi di lavoratori e imprenditori italiani o europei. Con le sue scelte disastrose aiuta la Cina, qualche banchiere e alcune multinazionali straniere molto ricche e potenti. Ha un approccio ideologico preoccupante. L'attuale commissione è nata grazie a una manciata di voti, 9, tra cui quelli grillini. Si può, si deve cambiare. Vanno spezzati gli naturali patti di potere con socialisti e sinistre che hanno tagliato fuori una fetta considerevole di centrodestra e questi mesi di governo hanno confermato la tradizione della Lega di buon governo. Ricordo che dal mio collega francese Clément Bon sono arrivate le auspicate rassicurazioni sul cantiere Torino-Lione. Con Adina Valean, commissaria ai trasporti, i rapporti sono eccellenti. Siamo certi che a Bruxelles, dice Salvini, serva una maggioranza chiaramente di centrodestra. Non posso credere che tra nostri alleati ed elettori ci sia qualcuno che preferisca le sinistre o Macron al centrodestra unito. Escludere qualcuno a priori dall'alleanza di centrodestra è miope. Il vento è chiaro, le elezioni europee saranno decisive, non vanno riaperte le porte ai socialisti, a una maggioranza Ursula con PD e 5 Stelle. Il ministro Tajani ha parlato di alleanza tra popolari, conservatori e liberali. Liberali vuol dire anche Macron. Lei si vede in un'alleanza del genere? Chiede il Corriere. Risponde Salvini. Il ministro Tajani aveva cancellato un viaggio a Parigi, giustamente indignato per le critiche gratuite che il governo Macron aveva rivolto all'Italia. Mi sembra sorprendente auspicare un'alleanza con chi ci ha attaccato duramente senza motivo. Sono impegnato per unire il centrodestra e l'unità delle nostre famiglie politiche che hanno solide radici comuni va costruita, è una delle eredità di Silvio Berlusconi. Proprio Silvio si è sempre rivolto anche alla grande famiglia liberale, ben diversa dal liberal di Macron. Un'alleanza tra conservatori, liberali e cristiani federalisti. Tra la Lega e il leader francese, chi sceglierebbero gli elettori italiani? Di centrodestra? Anche nell'interesse dell'Italia scelgo la famiglia del centrodestra, di cui fa parte Marine Le Pen. Se dovesse immaginare l'Unione Europea del futuro, come vedrebbe l'alleanza di governo? Tutto il centrodestra unito senza i socialisti. Ci sono volute 4 colonne per far dire a Salvini le stesse cose. Comunque la sfida è questa: evitare a tutti i costi che la sinistra possa restare nel governo europeo dopo i danni e gli scandali. Sono certo che tutti i partiti della maggioranza, a partire da Fratelli d'Italia e Forza Italia, condividono l'obiettivo. Sono pronto a proporre un patto scritto prima del voto, niente compromessi con la sinistra. Il tempo delle emergenze è finito, saremo chiari con gli elettori. Faremo di tutto per battere la sinistra nelle urne e evitare che i perdenti rientrino dalla finestra. Abbiamo ottimi rapporti con alcuni commissari, mentre l'italiano Gentiloni è troppo spesso critico e poco collaborativo. Domani la Camera, cioè oggi, vota per la sospensiva di 4 mesi chiesta dal centrodestra sul MES. La Lega, osserva Matteo Salvini, pensa da sempre che il MES sia strumento inutile per l'Italia. Un sistema economico, l'Italia è in crescita, un sistema bancario sano. Ne riparleremo in autunno in Parlamento, decidendo in armonia con gli alleati, a partire da Giorgia, nell'interesse del Paese. Tra le questioni aperte in Europa è il ricollocamento degli immigrati. La Spagna socialista ha sparato sugli immigrati. La Francia di Macron chiude le frontiere, Parigi è in fiamme, la Germania non è mai stata tenera fin dai tempi della Merkel. Poi ci sono paesi più sensibili all'immigrazione come la Polonia o l'Ungheria di Orban, che a Bruxelles era nel PPE. Ma Varsavia e Budapest hanno il pregio di una posizione chiara. Il tema è: l'immigrazione va fermata a monte. La scomparsa di Berlusconi. Abbiamo il dovere di onorare l'impegno di Silvio, per me era un amico, ha creato il centrodestra, ha sempre combattuto per l'unità, con Giorgia siamo in totale sintonia, sono certo che lo dimostreremo anche in Europa. Il governo sta operando bene, i sondaggi sono positivi, la Lega cresce in modo rilevante, anche secondo il sondaggio del Corriere della Sera. Non possiamo rovinare questo lavoro di squadra. La delega fiscale ha finalmente ridisegnato il rapporto tra cittadino contribuente e Stato, nell'ottica di un fisco amico di chi lavora. Mi piace ricordare la storica battaglia della Lega per pagare le tasse a rate, l'emendamento Gusmeroli. Da domani sarà realtà. Sulla guerra, la sensazione è che Lega e Fratelli d'Italia non siano sintonizzati. Armi all'Ucraina. Abbiamo sempre trovato un accordo, a Roma come a Bruxelles, non ci sono e né ci saranno ambiguità e le opposizioni non possono dire la stessa cosa. Guardo con fiducia e speranza a quanto ottenuto dal cardinale Zuppi a Mosca. Ritengo il Santo Padre fondamentale per la pace. Non abbiamo alcun imbarazzo sulla scena internazionale, come Lega stiamo organizzando missioni negli Stati Uniti, Francia e Spagna.
e al MIT siamo già impegnati per un grande e memorabile G7 dei trasporti nella prossima primavera. Il Ministero dei Trasporti è il MIT, Infrastrutture e Trasporti. Il governo sembra in difficoltà sulla sicurezza. Presto vedrò il ministro Piantedosi, piano straordinario per la sicurezza nelle grandi città, collaborazione totale. Le questioni vengono riprese oggi. L'intervista di ieri di Salvini su Libero, c'è un'intervista di Brunella Bolloli a Riccardo Molinari, capo della Lega in Piemonte, dove è stato appena riconfermato segretario regionale e capogruppo alla Camera dei Deputati. Salviniano doc, il doppio incarico può funzionare, la leadership di Salvini non è in discussione. I congressi non erano un sondaggio su Salvini, precisa Molinari. Se ci sono state divisioni in Veneto, erano legate alla gestione locale del partito e non a dinamiche nazionali. Quanto alle regionali piemontesi, il Carroccio sosterrà il governatore uscente Cirio, ha lavorato bene, la squadra non si cambia. La discussione di oggi su Libero con Riccardo Molinari parte dal 24, si vota per le europee, l'incontro di oggi Salvini-Le Pen, unire tutto il centrodestra anche in Europa, dai liberali al PPE ai conservatori e ai federalisti. Nessuno ha detto, osserva Molinari, che sia un'impresa facile. Il tema del nostro collocamento europeo è stato affrontato in un direttivo della Lega, al termine del quale si è deciso di non cambiare gruppo, di restare in Identità e Democrazia con Le Pen e i tedeschi di AfD. Se la linea per noi è questa, dobbiamo stringere alleanze se vogliamo che il centrodestra vinca a Bruxelles, Europa, cambi in meglio. Convincere Le Pen e i tedeschi di AfD ad allearsi con i popolari? Più che altro convincere popolari e conservatori a stare con Le Pen e AfD. Questa è la cosa più ostica. Bisogna stringere un patto di tutto il centrodestra, a cui aggiungerei il centro di Renew Europe. Salvini propone un patto scritto ai partiti della maggioranza perché non cambino casacca. Portarli al banco, al vedo, e fare loro siglare un accordo in cui si impegnano chiedo scusa, a non allearsi con chi porta avanti politiche ideologiche scellerate per noi, come le direttive sulla casa green, sul packaging o l'auto elettrica, e contro la nostra agricoltura. È un modo per suggellare un impegno politico e escludere l'intesa coi socialisti. Ciò che propone Salvini è l'unica piattaforma possibile per superare i vari veti che ci sono. La CDU starà con AfD, cioè i cristiano-democratici della Germania, della Merkel, le eredi della Merkel, staranno con Alternative für Deutschland. È chiaro che ci sono difficoltà, osserva Molinari. Così come i gollisti francesi hanno pochissima voglia di sedersi al tavolo con la Le Pen e l'unico accordo che si può fare è sui temi, ma questo tentativo va fatto, è la sola via perseguibile. Ursula von der Leyen cerca il bis al vertice della Commissione, dipende dalla piattaforma e dal programma che ha. Lei ha fatto capire che vorrebbe essere rieletta, ma spera in una maggioranza Ursula con liberali e socialisti. Non ci siamo, non è tema di persone ma di programmi. Il Consiglio europeo fallito per il veto di Polonia e Ungheria, la questione dei migranti. Intanto bisogna fare i complimenti al ministro Piantedosi per l'accordo del precedente Consiglio sul rafforzamento dei confini esterni. Quello che deve fare l'Europa, osserva Molinari, non è stabilire le quote per redistribuire i migranti, ma non farli arrivare. Poi c'è una linea comune sul riconoscimento dello status di rifugiato alla frontiera. Importanti anche gli accordi lasciati ai singoli paesi per i rimpatri. Polonia e Ungheria condividono la parte dell'incontro sui confini esterni, non sulla redistribuzione e sulla tassa di 20.000 euro per i mancati ricollocamenti. Ora sarà Meloni a fare una mediazione. Altro punto, convincere il Fondo Monetario Internazionale a finanziare la Tunisia, fondamentale. In politica estera il governo Meloni si sta muovendo molto bene. C'è poi il tema dei disordini in Francia. Chi ci criticava oggi si trova la guerra civile in casa, osserva Molinari. È evidente che l'integrazione di tutti non ci può essere, soprattutto se non è fondata su valori comuni. Il centro-sinistra insiste sul salario minimo. Dal nostro punto di vista è come il reddito di cittadinanza, un benchmark verso il basso. Se fisso per legge una cifra, prima di tutto tolgo potere alla contrattazione collettiva e secondo me è una norma antisindacale. Poi vanno trovati strumenti legislativi per estendere le tutele dei lavoratori all'interno dei contratti collettivi. È uno strumento troppo rigido. In sostanza il nostro punto di vista è più pro-sindacati di quello della sinistra.
Il tema successivo è quello del codice degli appalti di Salvini, è un regalo ai cittadini, ai sindaci, agli amministratori, dà fiducia e libertà, allinea le norme italiane a quelle europee, semplifica gli affidamenti diretti, le contrattazioni senza bando, trasparenti e regolamentate, i controlli ci sono, chi sbaglia va sanzionato, non si può avere una normativa che parte dal presupposto che l'amministratore è un bandito. Mercoledì in Senato informativa sul caso del ministro Santanchè. Non hanno i numeri per presentare la mozione di sfiducia e sanno che è il modo migliore per ricompattare la maggioranza. Sul governo, conclude Molinari, non vedo tensioni all'orizzonte, non certo interne, i problemi possono venire da fuori, immigrazione, disagio sociale, PNRR, ma la solidità del centrodestra è fuori discussione. Così oggi Riccardo Molinari su Libero. Mentre apriamo il capitolo Francia, prima di andare a vedere le prime pagine, sulla Francia c'è un interessante, peraltro non so cosa c'entri, ma comunque c'è un'interessante intervista al politologo Marc Lazare, siamo a pagina 13 di Repubblica di stamani, cresce, a proposito dell'incontro di oggi Salvini-Le Pen, cresce il partito di Le Pen, adesso la Francia è ancora più divisa. Per quanto riguarda la situazione, come si evolverà, vedremo nelle prossime notti, ma ci saranno di certo conseguenze. Molti ragazzi saranno condannati, tanti sono minorenni e riusciranno a scampare alla giustizia, dice il professor Lazare. A approfittare di questa situazione sarà Marine Le Pen. Questo è scritto. Il partito dell'ordine avanza. Basta sentire la gente delle periferie a cui hanno distrutto macchine e servizi. Inoltre c'è una questione di immagine della Francia che ospiterà il mondiale di rugby e le Olimpiadi. Un danno assoluto a livello internazionale quanto sta accadendo. Dopo essere stata indebolita in Francia dalla discussa riforma delle pensioni, Macron non esce bene neanche da questa crisi. Ha dovuto abbandonare il vertice europeo e annullare la visita in Germania. La Francia sembra un paese lacerato, come dimostra la battaglia delle collette per le famiglie di Nahel e del poliziotto che lo ha ucciso. Quest'ultimo ha ricevuto il quintuplo di donazioni. La Francia, osserva il politologo Marc Lazare, è un paese sempre più diviso, ma ci sono frammentazioni anche nelle periferie. Molti giovani cercano di integrarsi, ma finiscono vittime della cultura del ghetto e dei trafficanti di droga. È un problema di coesione sociale, ma anche repubblicana. Il patto repubblicano in Francia è cruciale, ma i suoi simboli, stazioni di polizia, scuole e biblioteche, sono sotto attacco. La media degli arrestati è a 17 anni. Credo sia a causa dei social network su cui passano tutto il tempo. Anche l'attacco contro i negozi di cellulari o scarpe è simbolo della società del consumo alla quale loro sono molto attaccati. In ogni caso, io l'avevo fatto notare nel 21 in un'indagine su 8.000 giovani da 18 a 24 anni. Rimangono enormi problemi nelle periferie, ma la politica francese è cieca. Nessun candidato presidenziale, a parte uno, mi ha ascoltato. Invece già allora emersero dati molto preoccupanti. Per il 20% di quei giovani nati in Francia da due genitori stranieri e il 23% di quelli musulmani, la Francia è un paese razzista. Il 22% di tutti i giovani, anche nati da genitori francesi, sostenevano invece che la violenza fosse giustificata per cause legittime. Per la metà di tutti quei giovani si poteva esercitare violenza sui deputati della République e la maggioranza non si riconosceva nell'offerta politica. Un fallimento, insomma, la gioventù in Francia. La classe politica francese non prende in considerazione le scienze sociali. A scuola i giovani delle periferie dicono di essere maltrattati, le famiglie non li aiutano. Risultato, una situazione esplosiva da anni. Appena c'è un incidente, tutto si infiamma. Il razzismo di parte della polizia e il massimalismo dei sindacati getta benzina sul fuoco? Risponde il professor Lazar. Sicuramente c'è razzismo tra gli agenti, ma soprattutto grande diffidenza nei confronti degli abitanti di queste banlieue e viceversa. Queste generazioni di rivoltosi sono una minoranza ma molto attiva, si sentono esclusi dal sistema, bisogna reintegrarli nella società. Quanto ai molti giovani musulmani che protestano, l'islamismo politico è un problema? La dimensione post-colonialista, il passato non passa mai, permane, conclude Lazar. L'islamismo politico gioca anche su questo per una minoranza di musulmani giovani, un'identità radicalizzata che critica la République. La grande sfida, ricostruire il patto repubblicano, dice Lazar.
C'è un'altra intervista, un altro polemista, filosofo e intellettuale francese, Pascal Bruckner. Cesare Martinetti lo intervista sulla Stampa di oggi a pagina 7. Filosofo, appunto, Bruckner ha sulla rivolta francese uno sguardo molto crudo. Nel suo ultimo libro pubblicato in Italia, intitolato Editore Guanda, Un colpevole quasi perfetto, si legge nella denuncia del nuovo bersaglio del razzismo. Il nuovo bersaglio dei razzisti è l'uomo bianco. Cosa è cambiato dalla rivolta delle banlieue nel 2005? Il cambiamento più grande, dice Bruckner, è che la grande maggioranza dell'opinione pubblica è ostile ai manifestanti e lo si vede con la colletta a favore del poliziotto che ha sparato. Si sono raccolti 5 volte più soldi che non per la vittima, il giovane Nahel. Le violenze e i saccheggi sono intollerabili. Dal 2005 lo Stato ha speso miliardi di euro per le banlieue e si raccontano menzogne colossali. Vengono assaltati perfino gli asili nido, le scuole, le mediateche, gli ospedali, i servizi sociali, come se si volessero distruggere gli aiuti che sono arrivati con quei soldi nei quartieri. La maggioranza della popolazione non è certo quella che assalta e saccheggia. Chi manovra tutto questo? Ci sono bande, dice Bruckner alla Stampa, molto organizzate, armate, finanziate da narcotrafficanti, si torna alla droga, come a Roma, che alimentano la narrazione del razzismo e della segregazione per tenere il potere nei quartieri, condominio per condominio. I violenti sono vandali, piccoli ladri e grandi svaligiatori che hanno assaltato metodicamente i centri commerciali rubando apparecchi elettronici, computer, telefoni, abiti. Poi ci sono le gang criminali che approfittano della situazione per attaccare commissariati di polizia e municipi. E c'è un terzo gruppo, i terroristi ecologici di estrema sinistra, alleati con i ragazzi di banlieue che attaccano i simboli del potere, caserme, pompieri, gendarmerie. Questo succede da molti anni nei quartieri. La cosa preoccupante, osserva Pascal Bruckner, è che la Francia è un paese malato veramente, perché tutti i conflitti sociali diventano rivolte. È un paese che ha da sempre la tradizione della violenza. Sotto l'Ancien Régime con la rivoluzione del 1789, momento storico che si compie con l'invenzione del terrore. Non scopriamo certo la violenza nel 2023. Dalle guerre di religione alle dragonate nel regno di Luigi XV alla rivoluzione nel 1870. La Francia è un paese fondato sulla violenza. Oggi però penso sia dovuta alla mancanza di autorità dello Stato. Viviamo da 50 anni le dimissioni dello Stato. Dopo De Gaulle tutti i poteri pubblici, destra e sinistra, hanno distolto lo sguardo dalle banlieue, dall'Islam radicale, dall'immigrazione. Adesso paghiamo il conto. Macron ha ereditato una situazione deteriorata da molto tempo. La realtà è più complicata rispetto al fallimento del modello di integrazione francese. Adesso si parla solo di banlieue, ma c'è tutta una borghesia di origine magrebina o africana che si è affermata molto bene. Ci sono grandi professori di medicina, avvocati, scrittori, imprenditori. Le banlieue sono soprattutto un problema sociale di relegazione. Secondo me non rappresentano uno smacco della politica di integrazione alla francese, ma ne sottolineano i limiti. Macron cosa ha fatto per i giovani delle banlieue? Una scommessa non assurda, cioè avviare l'integrazione attraverso l'economia, promuovendo Uber e piccoli lavori che hanno funzionato. Il problema è che il traffico di droga permette un'ascensione sociale molto più rapida. Le sentinelle o gli spacciatori guadagnano in un giorno come una chauffeur in un mese. Il narcotraffico diffuso sta conquistando i quartieri in tutta l'Europa, Belgio, Olanda. C'è un paese europeo che ha affrontato meglio l'immigrazione. La Germania è meglio, come sempre, osserva Bruckner, e poi ha un modello sociale di concertazione che è la sua forza. Sindacati molto potenti discutono e fanno sciopero solo eccezionalmente. In Francia, per prima cosa, si fa sciopero, si manifesta, si spacca tutto, poi si dialoga. È un modello antico che vive nella nostalgia permanente della Révolution. Negli scioperi contro la riforma delle pensioni, i ferrovieri parlavano della battaglia delle ferrovie come se Macron fosse l'esercito tedesco, totalmente assurdo. Il presidente migliore Chirac perché non ha fatto niente. Era molto popolare, mangiava, stringeva le mani, sorrideva. Macron soffre di deficit di empatia, è distante, è un banchiere che pensa razionalmente, ma le passioni francesi sono irrazionali. Tuttora i leader della CGT, il sindacato francese equivalente della CGIL, hanno il busto di Lenin sulla scrivania. Sarkozy è stato eletto nel 2007 con la promessa che avrebbe ripulito le banlieue. Ha fatto niente, osserva Pascal Bruckner sulla Stampa di oggi, pagina 7.
Parlava bene, ma il suo bilancio è molto negativo. Ho votato per lui, me ne sono pentito. Hollande non ha fatto molto, ha dovuto affrontare il terrorismo, ma grazie a lui le prime leggi sul lavoro sono passate. Aveva come ministro Macron, bravo in economia, la Francia va molto bene. Il ministro Le Maire è il migliore da anni, ma tutti se ne fregano. È terribile a dirsi, ma è così. Nessuno dà credito al presidente. Contro di lui e contro lo Stato si manifesta ogni volta il furore francese. In questa situazione si avvantaggia Marine Le Pen. Nel 2027 può vincere, non ha nemmeno bisogno di fare campagna. Sarebbe una soluzione cattiva per la Francia. Ha pochissima competenza in economia e in diplomazia, è molto vicina a Putin. L'estrema sinistra di Mélenchon è insurrezionale. Il grande problema francese è l'estrema debolezza della destra repubblicana. Come si fa? Conclude Pascal Bruckner. Non bisogna scoraggiarsi. Sul piano economico siamo sulla buona strada. Penso che il presidente nell'immediato debba fare un discorso fermo, condannando i rivoltosi, sostenendo la polizia. Ha sbagliato a sconfessare subito il poliziotto che ha sparato. Doveva aspettare la decisione della giustizia. Un presidente deve stare sempre con le sue truppe e riprendere le cose in mano. Tra un anno ci sono le Olimpiadi a Parigi, sarebbe un'onta nazionale fallire l'appuntamento, scrive La Stampa, citando le parole di Pascal Bruckner, filosofo polemista, autore del libro pubblicato in Italia, l'ultimo, Un colpevole quasi perfetto, edito da Guanda, dove si denuncia il nuovo bersaglio del razzismo, l'uomo bianco. Domenico Quirico, sempre sulla Stampa, osserva con il consueto sguardo acuto la periferia francese in fiamme, l'intifada dei disperati delle banlieue, siamo a pagina 11, la Stampa di stamani, va in cenere la Francia della fraternité. Il Sud globale guarda attonito la nazione dei diritti umani, dell'eguaglianza, dello Stato sociale. Parigi si è trasformata da meta per il riscatto, cioè dal luogo dove vai per crescere, per riscattare la tua situazione sociale ed economica, a posto torbido, diviso, che sdegna e isola gli ultimi. Vedono un paese che uccide ai posti di blocco e insegue a randellate gli ex immigrati. Dal 1789 l'attesa febbrile di una società più umana era il ruolo storico dei francesi. Adesso è cambiato tutto, va in cenere la Francia della fraternité, scrive Quirico. C'è un'interessante analisi sulla Francia anche su Libero a pagina 5, dove Mirko Molteni intervista lo storico ed economista Giulio Sappelli. La Francia devastata dalle rivolte degli immigrati arabo-musulmani e sull'orlo di una guerra civile. Ma sottolinea Sappelli, il timore è la reazione dei francesi autoctoni, cioè i francesi. È concreto il rischio di una violenta e terroristica risposta nazionalistica. Il modello transalpino è fallito, osserva il professor Sappelli, assimila gli immigrati negandone le radici culturali. I giovani immigrati reagiscono al fatto che la Repubblica pretende che rinuncino ai loro valori. Non hanno ancora accettato quelli repubblicani. Il precedente del 2005, le rivolte nelle banlieue, riguardava Parigi e poche città. La rivolta divampò dopo che l'allora ministro dell'Interno Sarkozy parlò di agire contro la feccia. Nelle sommosse di questi giorni la situazione è più critica per Macron e per il ministro dell'Interno Darmanin. Era stato proprio Macron a puntare molto nella campagna per l'elezione del 17 sul recupero delle banlieue, sull'istituzione di centri di ascolto per recepire il disagio socio-economico. È stato inutile. Col passare degli anni le radici delle violenze sono le medesime. Tutto ciò, osserva Sappelli, è dovuto al modello francese che pretende l'assimilazione negando le radici etnico-religiose degli immigrati. In Francia il censimento indica semplicemente la nazionalità francese dei cittadini senza cenni all'origine etnica. Se io sono un professore che insegna in Francia, non ho indicazioni sul fatto che i miei alunni possano essere di origine algerina o marocchina. Ciò deriva dall'impostazione legalista che richiede alle comunità immigrate di aderire ai valori repubblicani laici dello Stato. È assimilazione, non integrazione. L'inverso di quanto accade in Gran Bretagna, dove alle varie comunità non viene chiesto di rinnegare le radici e si ha un melting pot. Anche la Germania tende a integrare, non si sognerebbero di pretendere dai turchi di non essere più turchi. Le rivolte francesi sono anche una lotta di classe su base etnica, poiché c'è esclusione economica. Agli squilibri di reddito nelle periferie degli immigrati si è aggiunto l'impoverimento degli ultimi 3 anni per pandemia Covid.
Il concetto fondamentale è l'anomia, cioè l'assenza di leggi e regole, prosegue Sapelli. Gli immigrati reagiscono al fatto che la Repubblica pretende che loro rinuncino ai loro valori, ma nel frattempo non hanno accettato i valori repubblicani. Si trovano senza regole in mezzo al guado e devastano. Ad aggravare il quadro, la polizia francese ha una propensione all'uso della violenza superiore rispetto alla polizia italiana o tedesca. Se simili rivolte si ripetono, è possibile che i francesi autoctoni scendano nelle piazze contro i magrebini? Sì, risponde Sappelli, che anche i francesi autoctoni reagiscano con violenza è un rischio concreto. Tutti in Francia hanno paura di questo. Per questo motivo i maggiori oppositori di Macron, Le Pen e Mélenchon, non dicono nulla sulla rivolta, tacciono per non alimentare tensioni, ma anche per lasciare che le responsabilità se le prenda, come è giusto, il presidente. Il rischio di rivolte nazionaliste è eredità dei fatti del 60, guerra d'Algeria, il terrorismo dei Pied Noir, i coloni francesi antigollisti. Oggi sono a rischio città a connotazione conservatrice come Marsiglia e Lione. Nel 2021 una lettera aperta firmata da 20 generali francesi in pensione e 1000 ufficiali in servizio ammoniva Macron sul rischio guerra civile. Quella lettera dei militari, osserva il professor Sapelli, esprimeva un pensiero dietro cui troviamo i libri del tradizionalista De Villiers, per esempio Le Mystère de Clovis, sulla figura del re dei Franchi Clodoveo all'origine della Francia medievale. Il pericolo è reale, insomma, quello di guerra civile. Quanto può essere compromessa l'economia francese? La crisi in Francia può avere importanti effetti economici. Se la tensione cresce, se ci saranno scioperi con grandi perturbazioni nei processi produttivi, poi l'interruzione dei trasporti che causerà problemi logistici alle aziende, infine il turismo. In Francia arrivano 50 milioni di turisti all'anno. Con le sommosse i visitatori si ridurranno. Cosa può fare il governo di Parigi per arginare la crisi? Poco, risponde Sapelli. È puerile mettere autoblindo in piazza, fermare i trasporti pubblici, lo stato di guerra. E poi come può Macron appellarsi ai genitori dei ragazzi magrebini perché tengano in casa i figli? Lui stesso in precedenza diceva che la famiglia naturale non aveva più ragione di esistere. In Italia rischiamo? E che dire del Belgio rifugio di terroristi ISIS o della Svezia? In Italia, osserva Sapelli, il modello sociale è diverso. Le comunità di immigrati si integrano meglio, non rinunciano alla loro cultura, cercano di farla convivere con la nostra, forse anche perché gli italiani sono amati un po' in tutto il mondo. Anche il nostro colonialismo è ricordato come più umano. Il caso del Belgio è simile a quello francese. Esistono quartieri in cui la polizia non entra e la giustizia è amministrata dai musulmani con il Corano. Quanto alla Svezia, recenti violenze in varie città sono frutto della crisi del welfare state e della crisi fiscale. Gli stessi socialdemocratici svedesi si sono spostati a destra, ma i problemi della Svezia sono temporanei. Resta un paese ricco con popolazione limitata, più facile da governare. Ultima osservazione. La Francia non è troppo grande perché il problema resti solo francese. L'instabilità francese è una crepa in effetti per tutta Europa, conclude Sappelli. I paesi confinanti come l'Italia potrebbero subire conseguenze. Se la Germania è il cuore economico dell'Europa, la Francia ne è la culla storica. Lì, nel periodo di Carlo Magno, è nata un'identità culturale europea e cristiana distinta dall'antichità greco-romana, anche se in parte sua erede. Se salta la Francia, insomma, salta il cuore dell'identità europea. Sul Mal di Francia vi segnalo anche, siamo su Atlantico Quotidiano, l'articolo di Tommaso Alessandro De Filippo, separatismo islamista e un presidente Macron solo chiacchiere, secondo Giulio Meotti, intervistato in questa conversazione su Atlantico Quotidiano. 150 enclave, pezzi di città dove vige un mix di banditismo e islamismo e la Sharia è imposta ufficiosamente, ma in questi anni Macron ha fatto nulla. Cosa sta succedendo in Francia? Quali le cause delle rivolte? A queste domande prova a dare risposta Giulio Meotti, giornalista del Foglio, saggista e scrittore. A cosa dobbiamo la limitata copertura mediatica degli eventi in Francia? Risponde Meotti, tutto quel che negativamente riguarda immigrazione, multiculturalismo e Islam viene trattato con imbarazzo nei nostri media perché ne mette in discussione la coscienza. La copertura che fanno i telegiornali sulla Francia è grottesca. I rivoltosi sono descritti come manifestanti. Le scene più traumatiche, i linciaggi sui poliziotti, non vengono trasmesse. Del resto, il tentativo dei media mainstream di occultare la verità è un vecchio vizio.
Il mio giudizio su quanto sta avvenendo semplicemente drammatico, dice Meotti a Atlantico Quotidiano. La Francia vive un fenomeno di disintegrazione. Siamo al quarto giorno di rivolte, molto diverse da quelle del 2005, che erano circoscritte a Parigi. Ora è tutto il paese e rappresentano un attacco allo Stato nazionale. Vengono bruciati edifici pubblici, municipi, biblioteche, stazioni di polizia. A un certo punto si placheranno, ma non sappiamo se uno stop arriverà stasera o tra giorni. Il problema della Francia è insito nel fenomeno dell'islamizzazione del territorio, che è avanzata per decenni, incontrastata. Oltre Alpe esistono 150 enclave, secondo analisi ufficiali dei servizi segreti francesi. Sono pezzi di città dove c'è una sorta di mix tra banditismo e islamismo. La Sharia viene imposta con la cacciata degli ebrei, il rispetto del vestiario per le donne, spariscono le minigonne, aumentano i veli e l'imposizione del cibo halal nelle macellerie e nelle mense scolastiche. Ci sono caffè per soli uomini. Il tutto avviene in maniera ufficiosa, dato che sarebbe legalmente vietato. In Francia hanno concesso a una civiltà differente di inserirsi nel territorio senza chiedersi se le sue abitudini fossero compatibili con la legge nazionale. Il presidente Macron ha secondato di fatto questo processo per ragioni politiche ed elettorali. Macron, dice Giulio Meotti su Atlantico Quotidiano, a parole si dimostra capace di affrontare ogni tema. Cita il separatismo islamico, la legge islamica, discorsi, concetti di spessore. Il suo problema è quello di essere un debole nell'azione, essendo un tecnocrate, un banchiere. La sua debolezza non aiuta il paese, non dichiara lo stato d'emergenza, si dimostra incapace di gestire la sicurezza dei cittadini. Per fermare l'islamizzazione non ha fatto praticamente nulla e i risultati si vedono. Con gli Stati Uniti del Black Lives Matter, l'analogia è insita nella questione razziale, dato che notiamo il tentativo di etnicizzare lo scontro. Nel caso francese si aggiunge la questione islamica, assente in America. Le rivolte si saldano sulle terze e quarte generazioni. C'è un fenomeno di rivendicazione identitaria assente negli altri stati. In Italia, conclude Giulio Meotti, siamo indietro di decenni su questo. Rischiamo di arrivare alla stessa condizione tra 20 o 30 anni. I paesi non sono allineati nelle condizioni, ma nella sfida da fronteggiare. Peraltro noi abbiamo problemi diversi, questioni diverse, per fortuna il nostro è il paese di Mariano Apicella. C'è una bellissima intervista di Giulia Cazzaniga sulla Verità. Penso ogni giorno a Berlusconi. I processi, colpa dell'invidia, dice lo chansonnier di Silvio Berlusconi. Mi ascoltò in hotel. Dopo la seconda canzone mi chiese di lavorare per lui. C'erano tante belle donne e mia moglie protestava. Mi sono esibito per Putin, ma non rideva mai. Aznar, Bush, Blair e invece erano spassosi. Tra gli italiani amavo Bossi e Buttiglione, dice lo squisito Mariano Apicella nell'intervista a pagina 13 della Verità. Invece c'è una cosa curiosa, sempre a pagina 13, ma di Brescia Oggi di stamani, un manifesto complottista all'interno delle manifestazioni per le città della cultura, lì Brescia e Bergamo. Deflagra un caso in largo Formentone a Brescia. Frasi filo Putin e negazioniste, poi la rimozione. Spiazzato il comune, gli organizzatori prendono le distanze. L'incollatore compulsivo, scrive Brescia Oggi, di manifesti complottisti, filoputiniani, nazi, fascisti, contrario ai vaccini, favorevole alle pecore. Non sono stato io a togliere il cartello, stavo seguendo la transumanza in Val Brembana. Il geometra, architetto e ingegnere pensionato Franco Meani, presidente degli Amici delle Mura di Bergamo, non rinnega neanche un punto e virgola della stampa appesa in largo Formentone per la mostra Brescia e Bergamo nel primo Ottocento. Questo pensiamo, sono i membri dell'associazione, questo abbiamo scritto. Oltre alle mappe del catasto napoleonico teresiano e ai patrocini di Loggia, Provincia, Ance e Regione Lombardia, ieri per qualche ora il pubblico ha visto un manifesto dal contenuto molto molto complottista. Titolo innocuo: Progetto per Bergamo e Brescia, capitali della cultura. Qualche frase dal contenuto. Il mondo è governato dai disadattati delle banche inglesi e americani. Il 15% degli italiani ne è consapevole. I giovani vengono lobotomizzati dall'ideologia satanica e Mussolini ha fatto un solo errore: la guerra.
I 24 punti programmatici, tra le varie cose, denunciavano anche i protocolli di vaccinazione nanotecnologica, le carestie speculative, i tribunali che si ostinano a condannare Putin e la NATO. Il manifesto è stato rimosso qualche ora dopo la fissione. Nessuno degli enti che ha patrocinato la mostra e ne ha diffuso il comunicato stampa sul sito internet sapeva che il manifesto sarebbe stato esposto. La stessa loggia l'ha saputo dopo la vernice e qualche chat al vetriolo dei residenti. Non ho capito bene chi sono questi organizzatori qua, ma insomma le parole fanno paura. Intanto sull'autonomia, poi andiamo ai giornali di oggi, che sono già le 8:21. I veneti si sono espressi e Roma finalmente si muove, scrive ottimisticamente su Atlantico Quotidiano Nicolò Bertoncello. Dal referendum del lontano 17 i veneti sono stati ignorati dai governi di sinistra, ma ora il disegno di legge Calderoli è all'esame delle Camere. I veneti versano allo Stato più di 70 miliardi all'anno di euro, eppure i servizi che lo Stato offre ne valgono appena 52. A ogni veneto lo Stato toglie 3.700 euro in più di quanti ne restituisca in servizi. I lombardi, peggio, dato che lo Stato porta via loro 5.200 euro in più di quanti ne restituisca. Alcuni ci perdono, altri ci guadagnano, come la regione Campania di De Luca, che chiagne e fotte, come dicono dalle sue parti. La disastrosa gestione da parte della sinistra costa agli italiani 10 miliardi di euro all'anno, puntualmente sprecati a spese anche dei cittadini campani, che hanno una sanità disastrosa, trasporti da terzo mondo, così come la gestione dei rifiuti. Allora lo facciamo sto federalismo o no? Intanto su Tempi vi segnalo un'altra riforma di quelle grosse, le pensioni. Giovani, opzione donna, flessibilità, in uscita, lavori gravosi, lotta alla denatalità. Cosa ha in mente il governo? Cosa chiedono i sindacati? C'è un'intervista su tempi.it ad Angelo Colombini, già segretario confederale della CISL. Continua il confronto sulla riforma delle pensioni. Sul Tempi, poi, già che ci siamo, c'è una recensione di Luca Del Pozzo di un libro appena uscito, I papi e la massoneria, della storica Angela Pellicciari, edizioni Ares. Un libro molto interessante, scrive Luca Del Pozzo. Tra massoneria e chiesa non ci può essere dialogo. Pubblicato in una nuova edizione il volume di Angela Pellicciari che descrive i rapporti e le lotte tra i papi e i liberi muratori. Con ciò lasciamo appunto gli articoli principali di oggi, o meno quelli che volevo segnalarvi in anticipo, per andare a vedere le prime pagine dei quotidiani di oggi. Andiamo veramente a volo. Il Corriere della Sera apre con i fondi europei, l'obiettivo è vicino, basta tafazzismo sul PNRR, è un'intervista a Giorgia Meloni, poi la vediamo meglio. Meloni rivendica il cambio di passo sui migranti, il MES può attendere e sull'Europa l'intesa tra PPE e socialisti è innaturale. Sui migranti appunto ci sono nuove regole, rispetto i no di Polonia e Ungheria, dice Giorgia Meloni, e sul patto di Salvini per un centrodestra tutto unito in Europa c'è tempo. La ratifica del MES invece può attendere, c'è tempo anche lì. Sul PNRR basta tafazzismo, siamo vicinissimi all'obiettivo. Poi c'è la proposta di legge sul salario minimo di Elly Schlein. Il governo è contro i poveri, ha detto la segretaria del PD. Sgarbi, il suo talento, le sue inspiegabili bassezze volgari, scrive Fabrizio Roncone, e poi l'assassino di Primavalle, mai parlare di droga, però il coltello, la droga, i complici, un omicidio, tanti misteri, i pusher di Primavalle, l'arma del delitto, il ruolo dei fiancheggiatori, il vero movente, cosa l'ha preceduto, cosa è successo dopo la tragica fine della 17enne. Michel Causo. La famiglia di Nael in Francia, ora fermatevi, dopo l'attacco a un sindaco, bruciata la casa del sindaco di una cittadina a 30 chilometri da Parigi. Non si placa la violenza, scrive il Corriere della Sera. Con ciò lasciamo la prima pagina del Corriere, andiamo a vedere il Fatto Quotidiano che se apre la sua prima pagina prendendosela con quella che chiama la Marchesa del Grillo, cioè la ministra Santanchè,
462 accertamenti o multe per la sua Maserati e multe mai pagate. Il bolide diesel, niente meno, in centro a Milano e 43 soste vietate. La fuoriserie, la Maseratuccia di Daniela Santanchè, a carico della società Decotta, Visibilia, ha collezionato passaggi ai varchi impuniti perché è parlamentare e decine di contravvenzioni non pagate e trasmesse alla società di riscossione. Tanto la macchina è intestata alla Visibilia. I passaggi ai varchi sono impuniti perché lei è parlamentare, quindi lo può fare, quindi non c'è niente da punire. Se lei è parlamentare può passare dove noi comuni cittadini non possiamo. Intanto, sempre dalla prima pagina del Fatto Quotidiano, Confindustria divisa più debole si conta per il dopo Bonomi. Il treno ad alta velocità Torino-Lione, i lavori prosciugano le sorgenti dell'acqua, secondo la testata francese Mediapart, allarme e proteste green anche in Francia. 60 bocciature del disegno di legge Calderoli sull'autonomia, è la secessione dei ricchi, i pareri negativi di Banca Italia, Unione di Bilancio, imprese, esperti, può fare implodere l'Italia, nessuno al sud ha risorse per chiedere più poteri, insomma. Il disegno di legge Calderoli è da respingere in toto, scrive il Fatto Quotidiano, e poi il mercato dei visti, il sottosegretario Cirielli dice basta alle gare con i privati, questo lo vediamo a parte, si mercanteggia sui visti per arrivare in Italia, in ambasciate estere. A Salerno la fatwa per De Giovanni e Quagliariello, le guerre del pallone, cosa molto interessante, poi l'affaire di Auchan, Conad è nei guai, strani patti col finanziere Mincione. Se abbiamo tempo ci arriviamo. Il giornale apre invece con gli scrocconi rossi. Il caso alluvione. Alcuni sindaci chiedono soldi per piste ciclabili, sale bingo, musei della resistenza, alla faccia di chi ha perso tutto. Una polemica che va avanti da qualche giorno. Il centrodestra contrasta i sindaci rossi sulle richieste di spesa post-alluvione. Alice Buonguerrieri di Fratelli d'Italia, deputata, sceglie la battaglia pubblica e parla di spese quasi a scrocco, perché nell'elenco c'è di tutto, dalle sale bingo alle sedi dei municipi. Il guaio è che i danni sono precedenti alle alluvioni o addirittura in comuni mai colpiti. La Francia è l'attacco alle istituzioni e poi il confronto fra i vari paesi sul PNRR. Italia top, scrive il giornale. Nessuno è riuscito a prendere più fondi di noi, il che peraltro ha una doppia faccia, perché vuol dire che siamo anche i più indebitati. E poi questo non significa che i fondi li usiamo bene. Diciamo che siamo i più indebitati. 122 miliardi e passa di prestiti, nessuno ha ottenuto più dell'Italia. Sì, ottenuto vuol dire nessuno si è indebitato più dell'Italia, se vogliamo guardare dall'altra parte. Ad ogni modo, Strasburgo gela le coppie gay, bocciati tutta una serie di ricorsi. In vista delle europee 2024, trattative segrete a destra per liquidare l'euro-sinistra, scrive il giornale. Il Giorno invece si occupa di salario minimo in apertura, un salario a misura di territorio, l'intervista al giuslavorista Pietro Ichino che dice sì al salario minimo, ma la retribuzione deve tener conto anche del potere d'acquisto locale e della produttività. Insomma, se vogliamo fare il salario minimo, un conto è il salario minimo in Lombardia, un conto in Toscana, un conto nel Lazio, un conto in Sicilia, in Puglia o in Calabria. Il ministro Salvini propone il centrodestra unito per governare in Europa e oggi vede Le Pen, è l'altro argomento. E poi a 20 anni sul SUV contro mano, nuovo incidente mortale a Roma, a provocarlo un giovane al volante di una supercar, schianto nel tardo pomeriggio sulla via Laurentina, una delle principali arterie di Roma. Un SUV Tesla, a bordo 5 ragazzi contro mano, ha travolto una Lancia Y guidata da una donna 67enne, morta sul colpo. In prima pagina sul Mattino di Napoli, invece, le stangate dell'estate, cibo e voli, l'aumento dei prezzi di alcuni generi alimentari sfiora il 50%, c'è l'ombra della speculazione, ma per fortuna il ministro Urso si dice pronto a intervenire. Sul caro biglietti, domande boom a fronte di pochi aerei. E poi inizia il tour del PD contro l'autonomia regionale. De Luca in forse, Napoli a rischio. L'appuntamento PD in Campania contro l'autonomia differenziata sembra destinato a saltare. La contrarietà di De Luca imbarazza il gruppo dirigente. La fuga dei medici dal 118 di Napoli per turni impossibili
Ambulanze del 118, scrive Il Mattino, a Napoli la fuga dei medici assume sempre più le dimensioni di un'emorragia. Altri 4 nelle ultime assegnazioni delle zone carenti della medicina di famiglia hanno deciso di mollare per aprire uno studio convenzionato. In totale diventano 15 le defezioni registrate nell'ultimo anno, circa 50 quelli che hanno lasciato negli ultimi 3 anni, sfiniti dalla pandemia prima e poi da turni e condizioni di lavoro. Adesso ci fermiamo, sono le 8:30, poi sentiamo anche il primo brano musicale della giornata, come sempre scelto e confezionato dal nostro Federico Borsari in regia. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia, l'informazione che ribalta i luoghi comuni, una vera visione dei fatti, l'Italia vista da sud. Ogni siciliano che vive in Italia e nel mondo è una risorsa, è protagonista della crescita della nostra nazione. Dai forza alla crescita della nostra isola, abbonandoti al QDS digitale più archivio a soli 99 euro annui. Quotidiano di Sicilia, il quotidiano d'Italia. Una scelta di valore. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. L'anticiclone, seppur non granitico, torna a dominare la scena sul nostro paese, regalando un inizio di settimana all'insegna del sole quasi ovunque. Temperature in aumento. Nella prima parte della giornata ampio soleggiamento da nord a sud, anche con cieli limpidi sulle regioni centro-meridionali. Lievi disturbi sui rilievi settentrionali e sul Triveneto. Nel pomeriggio poi non sono attese grandi variazioni, anche se aumenteranno un po' le nubi, maggiore rischio di fenomeni sull'arco alpino e prealpino. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Tutti i dettagli come sempre sulla nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno.
Nasceva oggi a Ukvaldi, Repubblica Ceca, il 3 luglio 1854, Leos Janáček. Questa era On an Overground Path, Book 1, numero 7, Good Night. È stato un compositore, musicologo, teorico della musica, librettista, studioso del folklore e tanto altro. Ridiamo subito la linea a Giulio Cainarca. Benissimo, benissimo, grazie a Federico Borsari dalla regia. Il mattino di Napoli lo lasciamo per il tempo di Roma. Generazione Banlieue, Francia in fiamme, è il titolo d'apertura. E la nonna di Nael. Per favore fermatevi, ha detto la nonnina. Stretta sul voto in condotta, professori e genitori sono d'accordo con il ministro Valditara, ci informa il giorno. E poi il post di Giorgia Meloni su Facebook, disoccupazione ai minimi, il paese punta in alto. Le scuse del presidente del Museo Maxi di Roma Giuli per le parolacce di Sgarbi. E poi l'ex Miss Italia, una certa Morise, che dice viaggio in camper per scoprire il bel paese. Viaggia su Rai 1, ovviamente, mentre faccia a faccia Salvini e Le Pen oggi incontro a Roma per siglare un'alleanza in vista delle elezioni europee, scrive il Tempo in prima pagina. Faccia a faccia tra Salvini e Meloni. L'obiettivo, un'alleanza tra conservatori, cristiani, federalisti e liberali per dar vita tra Bruxelles e Strasburgo a una maggioranza di centro-destra. Repubblica invece apre con un altro argomento firmato da Giovanni Pons, un articolo sui giochi che si riaprono per il controllo di uno dei templi del capitalismo finanziario italiano, le Generali, le Assicurazioni Generali di Trieste, la più grande compagnia assicurativa d'Italia con oltre 500 miliardi di attività in gestione. La novità arriva dall'IVAS, l'autorità che vigila sul mercato assicurativo. È assalto alle Generali, grandi manovre in borsa, la finanziaria della famiglia Del Vecchio autorizzata a salire oltre il 10%. Si riapre la sfida per il controllo delle Generali. L'operazione può influire sul rinnovo del CDA di Mediobanca, dove ci sono anche movimenti di Caltagirone e Benetton. I patrioti della scalata, il titolo di Walter Galbiati, l'analisi di Walter Galbiati. Cambia la stagione politica, si torna all'assalto dell'ultimo fortino della finanza italiana. Se anche Mediobanca non è più quel crocevia di partecipazioni che era sotto Enrico Cuccia, ha in pancia un grande asset che è il 13% di Generali. Controllarla vuol dire mettere le mani su un portafoglio di oltre 500 miliardi di euro. Poi Salvini con Le Pen, uno sgambetto a Meloni, e il salario minimo. Noi che lavoriamo per molto meno di 9 euro all'ora e altro articolo, quella retribuzione è una questione di dignità. Infine, in Francia, le madri contro la rivolta. Da Repubblica passiamo alla prima pagina della Stampa, l'apertura anche qui è sulla questione del salario minimo, l'intervista con l'ex presidente dell'Inps Pasquale Tridico, il salario minimo è un affare per lo Stato, finalmente si parla di salario minimo, lo Stato avrebbe solo da guadagnare, vale 1,5 miliardi di gettito in più, dice l'ex presidente dell'Inps. Messaggio del governo dopo i dati Istat, dice Giorgia Meloni, con noi più occupazione, ma crescita e salari sono fermi e l'economista Boeri torna alla solita ricetta, serve manodopera migrante, te pareva. Sempre dalla prima pagina poi della Stampa, San Giuliano, Sgarbi, Salvini, Le Pen, l'inferno francese e il mattatoio di Bakhmut, rapporto della CIA, il potere di Putin sta svanendo, lo dice la CIA. Lasciamo con ciò la prima pagina della Stampa, andiamo alla Verità. Sul salario minimo c'è l'articolo di Carlo Cambi in apertura. Il PD adora il salario minimo, propone il taglio del salario a 6 euro all'ora. Piace anche a Confindustria e Calenda. La falange dell'opposizione, unita da un emendamento che fissa a 9 euro il compenso base obbligatorio, ma la cifra include ratei, mensilità extra e scatti. È una paga da fame, quasi la metà della media italiana. Il salario minimo è proprio minimo, cioè si riduce al minimo. Il taglio del salario a 6 euro all'ora. Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente, immagina un bel lockdown climatico. Clemente Mastella racconta la verità: se Meloni rifà il PDL finirà dritta a governare l'Unione Europea, deve fare un predellino come quello di Berlusconi. La leghista Vanni Agava, sottosegretaria all'ambiente, ora si può un piano fermi per il nucleare.
E poi Maurizio Belpietro che ci ammonisce: guai a gioire dei mali francesi, perché noi rischiamo la stessa cosa, il multiculturalismo farà del male anche a noi. Le banlieue francesi sono così francesi che se ne occupa Algeri, scrive Francesco Borgonovo. Spari a un poliziotto, attentato a un sindaco, più di 3.300 arrestati, mentre le rivolte e i saccheggi si allargano in Belgio e Svizzera. Il Ministero degli Esteri algerino, con una nota intima all'Eliseo di tutelare i magrebini. E poi ci sono 2 pagine dedicate da Laura della Pasqua alle norme imposte da Bruxelles per ristrutturare le case nella chiave del green, del verde. Si apre il banchetto per i fondi esteri. La certificazione energetica imposta dall'Unione Europea agli immobili sarà un colpo di grazia per il nostro patrimonio. Costi enormi e proprietà che non potranno permetterseli saranno obbligate a vendere a saldo. Gli investitori esteri, dotati di grandi portafogli, stanno pregustando il banchetto, cioè la possibilità di acquistare a buon mercato in Italia. Il rapporto di scenari immobiliari rileva la crescita esponenziale degli investitori, 50% in più in 8 anni, mentre Silvana De Mari propone un premio alla memoria del vero medico Covid, Giuseppe De Donno. Ha guarito i malati Covid con una terapia oggi usata anche negli Stati Uniti. Da noi ha raccolto solo attacchi e calunnie che l'hanno portato al suicidio. Le sue cure sono state boicottate per favorire il business dei vaccini. Ora che è scomparso, non va dimenticato. Serve un premio in suo onore. Infine, su Libero, vediamo un po'. Ecco la prima pagina di Libero, ecco perché chiedo scusa, Fratelli d'Italia governa e il PD no. Parla la Russa, il presidente del Senato. Noi abbiamo conservato i valori e la memoria, il PD no. Mentre Vittorio Feltri si occupa della rivolta nelle banlieue. Il problema non è la Francia, ma è l'Islam. Quel che sta succedendo in Francia non è uno spettacolo edificante, scrive Feltri. Mezzo paese in subbuglio, la popolazione travolta da violenze, giornate incredibili. L'Italia in recente passato ha litigato con Macron, che ci ha accusato di avere commesso nefandezze contro gli immigrati. Indubbiamente in tema di extracomunitari l'Italia non ha un passato e neanche un presente brillante, non abbiamo mai trovato un modo di accoglierli, non siamo mai stati capaci di respingerli. Il risultato: arrivano folle di stranieri a cui non siamo capaci di riservare accoglienza. Tutto vero, ma c'è un ma. Visto quello che sta accadendo in Francia, una specie di guerra senza freni, forse dovremmo dire all'Eliseo di vergognarsi. I transalpini hanno dimostrato ampiamente di non potersi permettere di criticarci. A centropagina invece racconta Di Giuseppe di Fratelli d'Italia, un esponente di Fratelli d'Italia, un deputato che ha denunciato il racket dei visti per migranti clandestini. Così volevano corrompermi, colpa della mala gestione PD 5 Stelle. Il racconto viene fatto in prima pagina su Libero, andiamo a vederlo meglio, adesso ci arriviamo subito, un attimo soltanto, un po' di calma che ci arriviamo, eccolo qua, ritorniamo alla prima pagina di Libero, perché l'intervista al deputato di Fratelli d'Italia volta a pagina 7 e noi ci facciamo un salto a pagina 7 dove l'onorevole Andrea Di Giuseppe racconta: così hanno provato a comprarmi. Con le sue denunce l'onorevole Di Giuseppe ha svelato il racket dei visti in Asia, il racket dei migranti. Le colpe: mala gestione di PD e 5 Stelle. Cosa racconta Libero in prima pagina? Lo raccontavo anche ieri, vi abbiamo raccontato del racket dei visti di ingresso in Italia che coinvolge Pakistan, Bangladesh e Filippine e di come questa organizzazione criminale abbia cercato di corrompere un deputato di Fratelli d'Italia, Andrea Di Giuseppe, con un bonus di 300.000 euro per il disturbo e un mensile da 120.000 euro per la sua opera di mediazione con gli uffici che rilasciano i visti. E ancora di come questi visti costino ai poveri cristi da 7.000 euro per quelli turistici a 15.000 per quelli di lavoro. Di Giuseppe però non ha solo rifiutato le avance, le ha denunciate con tanto di registrazioni alla Guardia di Finanza, dimostrando un senso dello Stato encomiabile. Oggi lo abbiamo raggiunto al telefono, scrive Libero, per capirne di più. Le denunce dell'onorevole Di Giuseppe svelate ieri da Libero sul racket dei visti di ingresso in Italia stanno facendo rumore
confermo tutto, ho fatto 3 denunce in tempi diversi, dice il deputato di Fratelli d'Italia, tutte alla Guardia di Finanza. Anzi, sfrutto questa occasione per ringraziare la Guardia di Finanza. Ho trovato servitori dello Stato che mi sono stati sempre vicino. Cosa ha pensato quando è stato approcciato per la prima volta al ristorante? Avevo 2 alternative. La prima, prendere a schiaffi quell'uomo e chiamare la polizia. La seconda, ingoiare il primo pensiero e provare a rendermi utile per fare chiarezza. Quello che mi è stato subito chiaro è che se si erano approcciati a me con tanta naturalezza, voleva dire che quella rete è molto più ampia di quanto da me denunciato. Sono certo che questa vicenda è solo alla prima puntata. Dopo le denunce è stato minacciato più volte, a casa sua a Miami, perché Di Giuseppe è stato eletto nella circoscrizione America settentrionale centrale, e a Roma mentre correva sul Lungotevere. Si è mai chiesto chi me l'ha fatto fare? Il fatto è, risponde Di Giuseppe, che io non vivo di politica, faccio l'imprenditore. Quando ho deciso di candidarmi l'ho fatto perché secondo me gli italiani hanno bisogno di esempi positivi. Ho agito come quando parlo con i miei figli, eccetera, eccetera. Che idea si è fatto di questa vicenda? Si parla spesso degli sbarchi, ma credo che il fenomeno dei visti sia ancora più ampio, diciamo con una proporzione di 1 a 10. Le dico questo perché stiamo parlando del sud del mondo, poverissimo. Ci sono i disperati che per venire qui prendono una barca perché sono vicini alle coste. Ci sono i disperati che sono troppo lontani per la barca e arrivano in aereo con la complicità delle nostre unità diplomatiche, che è la cosa più grave. È evidente, i dati che avete pubblicato arrivano dalla Farnesina. E allora è possibile che nessuno si sia accorto di nulla, che nessuno abbia guardato quei numeri con sospetto? L'ho detto anche alla Guardia di Finanza, i casi sono 2, o c'è corruzione e servono le manette, o c'è incapacità e è la politica che deve intervenire per sostituire persone inadeguate al ruolo nelle nostre ambasciate o sedi diplomatiche all'estero. C'è una responsabilità della politica, è il risultato questo di una gestione inadeguata che in questi decenni è stata fatta dalla sinistra e poi dai 5 Stelle con Di Maio. La situazione che ho denunciato è frutto di 3 ordini di responsabilità. 1. La scelta del personale diplomatico. 2. All'interno delle unità diplomatiche italiane va fatto training al personale e controlli. Tutte cose che non sono state fatte. 3. Bisogna rivedere il sistema di controllo del Ministero degli Esteri sulle unità diplomatiche italiane. C'è anche un problema di come vengono usati i fondi dati alle unità diplomatiche. Quando ero al Comites negli Stati Uniti ho bloccato progetti assurdi per milioni di euro. Ma mi lasci dire una cosa, ci sono ambasciatori e consoli che fanno il loro lavoro. La mia battaglia è anche per loro. Cosa farà adesso politicamente per risolvere il problema? Ora che l'inchiesta è pubblica, conclude il deputato Di Giuseppe di Fratelli d'Italia, chiederò conto al Ministero degli Esteri, a Tajani. Voglio sapere se c'è già un piano di riorganizzazione del corpo diplomatico o se c'è intenzione di approntarlo. Diciamo che è scoppiato il bubbone delle corruzioni all'estero. Lo scorso 30 marzo il deputato Di Giuseppe ha denunciato alla Guardia di Finanza un tentativo di corruzione da parte del racket dei visti dall'Asia. Così oggi su Libero in prima pagina. Chiudiamo la prima pagina con la cosiddetta fidanzata di Sgarbi, Sabrina Colle. Vi spiego perché Sgarbi non merita la gogna. Sandro Iacometti invece si occupa del salario minimo di Elly Schlein, così il paese va fuori mercato, avremo gli stipendi più alti d'Europa. È l'esatto contrario di quello che dice Carlo Cambi, per cui avremo invece gli stipendi più bassi d'Europa. Nei sottotitoli della RAI arriva la lettera Schwa, il simbolo creato dalla comunità gay per evitare di indicare il sesso, e questa è un'altra bella novità. Detto questo, andiamo velocissimamente a vedere le pagine principali dei quotidiani di oggi. Su Repubblica, Affari e Finanza, ve lo dico a manettona, perché abbiamo poco tempo. Su Repubblica, Affari e Finanza vi segnalo un bel primo piano, siamo in realtà a pagina 8, sul fatto che gli algoritmi e la concorrenza tagliano migliaia di posti nelle telecomunicazioni. La forte pressione competitiva, la possibilità di girare importanti funzioni a Google e Company hanno fatto perdere 380.000 occupati in 8 anni nel settore delle telecomunicazioni, sempre più soggette all'intelligenza artificiale. L'impatto dell'intelligenza artificiale vale il prodotto interno lordo della Gran Bretagna. L'adozione dell'intelligenza generativa
tipo ChatGPT aumenterà la produttività delle aziende globali tra i 2.600 e i 4.400 miliardi, scrive Giulia Cimpanelli su Repubblica, Affari e Finanza. Benefici in tutti i settori, con l'alta tecnologia in prima fila. E rimanendo a Repubblica, Affari e Finanza, la grande bellezza italiana è tutta un ciak. Il cineturismo porta in Italia circa 600 milioni. Una ricerca fotografa cosa vogliono le produzioni cinematografiche per scegliere una location, il beneficio economico per i territori, ma anche quanti turisti cambiano la meta delle vacanze per soggiornare dove si è girato il film o la serie preferita. Insomma, il cineturismo è ciò che porta in Italia tante risorse in più. Il Corriere della Sera, come abbiamo detto, apre la prima pagina, pagina 2, pagina 3, con l'intervista a Giorgia Meloni. C'è da lavorare, ma l'Unione Europea sui migranti ha cambiato passo. Grande rispetto per chi come Polonia e Ungheria difende l'interesse nazionale. È difficile trovare regole che vadano bene per tutti. Basta tafazzismo sul PNRR. Siamo vicinissimi all'obiettivo. Il dialogo con la Tunisia, la proposta da parte della Commissione di investire fino a 15 miliardi del nuovo bilancio su immigrazione e dimensione esterna sono una prova del cambio di passo. Centrodestra unito per l'Europa? Non ci sono trattative in corso, c'è consapevolezza crescente che l'accordo innaturale tra popolari e socialisti non è più adeguato, i conservatori e l'Italia possono giocare un ruolo. Sul primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, sul patto migrazione, come ha detto Morawiecki, siamo d'accordo di non essere d'accordo su questa questione marginale. Elly Schlein parla di amicizie sbagliate a livello internazionale. Non infierisco su chi è reticente nel condannare regimi come Cuba e Venezuela. Daniela Santanchè, non sono preoccupata, sta lavorando molto bene, ha deciso di riferire in aula, una scelta di trasparenza e serietà che dimostra la sua buona fede. Sulla proposta di Salvini, Fratelli d'Italia e Forza Italia prendono tempo, scrive il Corriere della Sera, che poi dedica 2 pagine alla Francia in rivolta, con un articolo del corrispondente Stefano Montefiori, fuoco alla casa del sindaco mentre i suoi bambini dormivano. È un tentativo di assassinio, ha detto lo stesso sindaco, una distruzione organizzata come in un videogioco. Così sul Corriere della Sera, e poi c'è un articolo sempre di Stefano Montefiori, un reportage dal pianeta dei ribelli che sono caratterizzati dal fatto di essere sostanzialmente neri islamici, tunica islamica, però le Air Jordan ai piedi, scarpe Nike e voli low cost per l'Algeria. È il rifiuto di una generazione che non vuole essere francese. Parla Fatia Agag Boujalat, vivono qui ma vedono nel Maghreb il paradiso. Il falso mito delle banlieue, la mappa dei disordini, non rispecchia quella dei quartieri più poveri, cioè peggio ancora sostanzialmente. C'è una parola, camis. In Francia molti ragazzi di origine araba portano il camis, una lunga tunica che poi coprono con felpe sportive, un simbolo di appartenenza e di diversità rispetto ai coetanei francesi. Allo stesso modo le ragazze portano l'abaya, una tunica con il velo. Da mesi si discute se vietare questi indumenti nelle scuole. Nel 2004 fu vietato il velo nelle aule. I più duri con i francesi di origine araba, inizia il reportage di Stefano Montefiori sul Corriere della Sera, sono talvolta altri francesi di origine araba, come Salah Gotti, un ragazzo marsigliese che su TikTok si sfoga. Postate le vostre imprese su internet, ci ridete sopra e gli altri cosa possono dire di noi? Che siamo in Francia ma non consideriamo la Francia come il nostro paese, ci permettiamo di distruggerlo, ci sabotiamo da soli ancora una volta. Interessante questo commento. Noi comunque siamo qualcosa di diverso. E intanto sul Corriere della Sera l'allarme di Zelensky, i russi, pur di fermarci, sono pronti al disastro atomico, minati i reattori di Zaporizhzhia, dice il presidente ucraino. Mentre Milena Gabanelli si occupa di 4 miliardi e 300 milioni di euro rubati sulla bolletta elettrica, sono i soldi che abbiamo pagato alla Sogin in oltre 20 anni. La società pubblica deve smantellare gli impianti nucleari, i manager incassano i premi senza fare nulla.
si indigna Gabanelli. C'è poi, a voltando pagina, l'intervista al figlio di Walter Chiari, Simone, il quale dice: sapevo della cocaina, iniziò con una soubrette, scherzai con Agnelli, feci infuriare papà. Lui, che aveva militato nella 10ª MAS, non sopportava l'egemonia comunista, racconta Simone Annichiarico, il figlio di Walter Chiari. Sul sistema Santanchè 462 infrazioni della sua bella Maserati si sofferma Il Fatto a pagina 3, 43 multe non ha pagato la Santanchè. Sul mercato dei visti invece il Fatto Quotidiano interpella il sottosegretario agli esteri Cirielli dopo la denuncia di un esponente del suo stesso partito, di Fratelli d'Italia, che abbiamo citato prima, Di Giuseppe. Troppi appalti ad esterni, ammette Cirielli. In Bangladesh 15.000 euro per entrare in Italia. Dice il viceministro Cirielli, non è sottosegretario, il viceministro, i consolati esternalizzano i servizi con gare al ribasso. Un affare milionario e poco trasparente quello dei visti per l'ingresso in Italia. A rilanciare il tema ieri un servizio di Libero, che ha raccontato una vicenda diventata indagine della Guardia di Finanza di Roma dopo la denuncia del parlamentare di Fratelli d'Italia Di Giuseppe, componente commissioni esteri, che riguarda i visti dal Bangladesh, Filippine e Sri Lanka, il cui numero è aumentato tra il 20 e il 21. Alla base organizzazioni criminali straniere e non solo. Sull'autonomia, il Fatto Quotidiano presenta un articolo nella pagina economica di stroncatura totale, l'autonomia alla Calderoli, la secessione dei ricchi, 60 audizioni, e dopo 60 audizioni è chiaro, il disegno di legge Calderoli va soltanto buttato nel cesso, sostanzialmente. Una pagina intera sul Fatto Quotidiano dedicata a Conad, la guerra interna per gli strani affari col finanziere Mincione. Il gigante della distribuzione, Conad, è scosso dalle accuse di alcuni azionisti per l'operazione Ocean, in cui era coinvolto il rider Mincione, imputato in Vaticano. Una storia complessa, la trovate a pagina 12 del Fatto Quotidiano. Un esposto in procura a Bologna già nel luglio 22, un ricorso al tribunale, a maggio un'ispezione ministeriale. Sul Giornale, invece, vi segnalo la pagina dedicata alla Francia, dove c'è da sottolineare il commento di Fiamma Nierenstein sull'antisemitismo sotterraneo, che in Francia è molto molto in crescita, purtroppo. 40 anni di errori sui migranti, sottolinea ancora il Giornale. La rubrica fortunatissima di Luigi Mascheroni, Gli insopportabili, oggi si occupa di Zero Calcare, il vignettaro di sta ceppa, maestro di vita di tutti i buoni, celebre fumettista, star di vendite e dello streaming, da ultimo intellettuale d'Italia, ormai diventato un guru per la sinistra della sinistra e padre fratello, per la destra insomma, ma loro sono soltanto nazi. Orgoglio di Re Bibbia, il romanesco come esperanto generazionale e lo snobismo da social. C'è invece una parte centrale del Giornale molto importante, il controcorrente di oggi, l'inchiesta curata da Maria Sorbi. Dopo di noi, i disabili dimenticati. La legge 112 esiste da 8 anni, ma è ancora piena di lacune. La ministra Locatelli, leghista, ministra delle disabilità, promette la renderemo più facile e reale. Sui disabili, vergogna, 226 milioni mai spesi, scrive il Giornale. La denuncia della Corte dei Conti. 13 regioni non hanno partecipato ai bandi per avere i finanziamenti. I funzionari non erano in grado di compilare le domande. E il ministro Locatelli, appunto la ministra leghista della disabilità, assicura miglioreremo le procedure, avviare case famiglia, palestre di autonomia per quando i genitori non ci saranno più. Con questo noi ci fermiamo un attimo e poi abbiamo con noi Riccardo Molinari, come tutti i lunedì, per il nostro Qui Parlamento.
Qui Parlamento. Abbiamo ascoltato di Janacek In the Mists, movimento 3, andantino. È una suite per pianoforte composta da 4 movimenti, scritta nel 1912. Questo era proprio il terzo movimento, molto suggestivo e delicato. La linea torna a Giulio Cainarca. Grazie a Federico Borsari che come sempre cura le scelte musicali del giorno e non è interrogato come uno scolaretto, come ha scritto simpaticamente Roberto dalla Brianza, ma semplicemente presenta i brani che ha scelto e che noi ascoltiamo e che sono un po' una caratteristica anche così di essere un po' fuori dal mainstream musicale. Andiamo a recuperare sulla base del calendario del giorno tante ricorrenze che ci consentono di ascoltare pezzi che di solito si ascoltano raramente. Detto questo, è giusto per cambiare musica, sentiamo come tutti i lunedì con grande piacere Riccardo Molinari, riconfermato segretario della Lega in Piemonte e capogruppo della Lega alla Camera. Buongiorno Riccardo e grazie per essere con noi. Buongiorno Giulio, saluto tutti gli ascoltatori. Allora, abbiamo appena letto la tua intervista su Libero che in qualche maniera prosegue quanto detto da Matteo Salvini ieri sul Corriere della Sera in vista delle prossime elezioni europee e c'è anche una presa di posizione della Premier Meloni oggi in un'intervista sul Corriere della Sera su questo tema. Allora, bisogna cambiare l'Europa e serve anche Marine Le Pen che si vede oggi proprio con Matteo Salvini, no? Così Libero sintetizza la chiacchierata con te. Io ti faccio subito una domanda. Quanto importante è la possibilità di mettere insieme i conservatori? Tu sei molto realista anche nell'intervista a Libero, non è che la strada sia spianata, però perché è importante questa mossa? Non è che poi l'Europa procede comunque col pilota automatico e quindi sono tutte chiacchiere preelettorali? No, è chiaro che l'orientamento politico di chi governa la Commissione determina il tipo di politiche che si realizzano, quindi no, sicuramente riuscire a fare un'alleanza diciamo di centrodestra cambierebbe politiche europee su tanti temi. Poi certo ci sono alcuni argomenti dove gli interessi sono diversi in base alla nazionalità, diciamo più che all'orientamento politico, però se penso a tutte le strategie e le politiche sulla riconversione green, ad esempio, certamente una commissione orientata verso il centrodestra avrebbe posizioni più moderate, ecco, e meno draconiane contro il sistema industriale nostro. E la cosa che è complicata, come dico anche nell'intervista, è riuscire però a far digerire al PPE, che poi è il partito diciamo più grande del centrodestra, alcuni compagni di viaggio come AfD, la Le Pen. Però insomma la linea che ha scelto il segretario Salvini è questa, cioè il fatto che la Lega non cambi gruppo, quindi che resti in ID, e allora se restiamo in ID è evidente che l'unico modo che possiamo avere per cercare di incidere sul prossimo governo europeo è quello di cercare di forzare un'alleanza tra conservatori, popolari e ID. Diversamente ci troveremo fuori come Lega dalle decisioni. Quindi diciamo che vista la scelta di non cambiare gruppo, l'unica strada perseguibile per provare a contare qualcosa è questa che propone Salvini di un accordo tra le tre forze, che è certamente però difficile da realizzare. Ecco, tu infatti dici che la cosa difficile appunto non è convincere Alternative für Deutschland e Marine Le Pen a allearsi con i popolari, ma viceversa, a far sì che i popolari accettino questi due raggruppamenti. Ti faccio un'ulteriore domanda, ma che secondo te c'è differenza tra Marine Le Pen e AfD a sua volta? E cosa rappresenta Alternative für Deutschland in Germania? No? Abbiamo visto in settimana che dopo aver vinto in un comune di 40-50 mila abitanti, questa novità è stata presa come una novità rischiosa per la Germania. Sicuramente sono due situazioni diverse, non fosse altro che per la struttura dei rispettivi partiti. Adesso il partito di Marine Le Pen è un partito comunque storico, strutturato, organizzato sul territorio, che ha saputo rinnovarsi. Infatti ora si chiama Rassemblement National, non si chiama più come si chiamava Front National, come si chiamava prima quando c'era il padre. Insomma è un partito che diciamo ha abbandonato una retorica di estrema destra che era quella diciamo del padre, di Le Pen padre. Poi certo è pur sempre un partito di destra, però diciamo che ha già vissuto, la banalizzo, la Fiuggi di Alleanza Nazionale, ecco, per intenderci, cioè comunque sono passati attraverso un percorso di ammodernamento. Alternative für Deutschland è un partito invece nuovo, quindi molto magmatico nell'organizzazione, addirittura non hanno neanche un segretario, ma hanno la doppia reggenza, quindi non si capisce bene chi comanda.
ed è diciamo un movimento più sul fronte dei grillini, per intenderci, no? Quindi un movimento molto più confusionario e con idee fortemente di destra, e questo è il motivo per cui ovviamente spaventa il successo elettorale che stanno avendo in Germania, che è un partito, ripeto, che si fa un'ideologia di destra ma che ha molto di antipolitico, molto di movimentista, un po' come il 5 Stelle. Quindi sono due realtà sicuramente diverse, però entrambe diciamo indigeste nei rispettivi paesi per i rapporti che hanno con l'ala diciamo moderata del centrodestra. Ecco, Riccardo, la sensazione è che un po' i partiti di centrodestra o anche quelli che si caratterizzano per distinguersi dal Partito Popolare Europeo, che non so se si possa definire di centrodestra, sarebbero i moderati, insomma, sarebbe una democrazia cristiana europea che mette insieme un po' tutti coloro che la vedono così. Però i partiti più, tra virgolette, di destra in Europa sono uno diverso dall'altro, cioè in Italia c'è una situazione, in Francia ce n'è un'altra, in Germania un'altra ancora, in Spagna ancora una situazione diversa. Vox, mi riferisco a quello, no? È possibile, diciamo, trovare un minimo comune denominatore o si ripropone anche nel caso dei partiti di centrodestra una questione di carattere generale, cioè che in Europa siamo tanto diversi, mettere insieme realtà diversissime come la Germania e la Grecia o piuttosto che la Spagna e la Danimarca non è una roba facile. No, certamente ci sono grandi differenze, però anche Vox sicuramente è un partito di estrema destra che non rientra nel gruppo ID, per fortuna almeno loro non ci sono, ma è con la Meloni e con i conservatori, e quindi anche la Meloni diciamo ha le sue gatte da pelare a cercare di convincere diciamo il PPE ad allearsi con lei, perché noi partiamo dal presupposto che sia difficile fare un'alleanza ID-PPE, ma è anche difficile fare un'alleanza PPE conservatori, proprio per il fatto che al suo interno ci sono i polacchi, tanto per intenderci, e c'è Vox, che è comunque l'estrema destra spagnola, che il Partito Popolare spagnolo ovviamente non vede di buon occhio, anche se la cosa potrebbe cambiare in vista delle imminenti elezioni, perché Sánchez ha convocato le elezioni anticipate. Se dalle urne dovesse venire fuori un risultato tale per cui i popolari magari hanno bisogno di Vox, magari il quadro potrebbe cambiare. Quindi ti ringrazio per la domanda, perché attesta che diciamo il problema dei compagni di viaggio non ce l'ha solo la Lega. La verità è che soltanto in Italia c'è un centrodestra tripartito con tre anime diverse che però da 30 anni lavora insieme e quindi su cui non ci sono pregiudizi vicendevoli. Altrove c'è una separazione tra il centrodestra moderato e la destra. Questa è la differenza che va superata, perché ovviamente le dinamiche locali incidono molto poi sulla logica europea. È chiaro che è improbabile che dei partiti che si fanno la guerra diciamo a livello territoriale nei vari paesi trovino poi un accordo per le europee, perché sarebbe difficile in Germania piuttosto che in Francia e in Spagna spiegarle ai propri cittadini, quindi c'è questa difficoltà da superare. Ecco, i piemontesi, Riccardo, come te, e i torinesi mi sembra in particolare, hanno sempre avuto un rapporto di stretta vicinanza con i cugini francesi, no? La realtà francese non vi è aliena da secoli a questa parte. Quel che sta accadendo in Francia in questo momento però è qualcosa di molto più grave rispetto al passato. Ci sono paragoni con la rivolta delle banlieue del 2005, ma quasi tutti sottolineano che adesso la cosa è molto più grave, intanto perché sono passati degli anni e poi perché la protesta comunque sembra molto più profonda. Stamattina abbiamo letto un po' di interviste, Pascal Bruckner e altri, a filosofi intellettuali francesi, che la vedono molto grigia, per essere eufemisti. È un problema solo francese o è un male comune a tanti paesi europei, secondo te, noi inclusi? E poi, chiaramente questo, mi sembra proprio Pascal Bruckner in un'intervista alla Stampa stamani, dice Marine Le Pen, a proposito dell'incontro suo con Salvini di oggi, può anche evitare di fare campagna elettorale la prossima, perché da tutta questa situazione trae un vantaggio politico indiscutibile. Ma un conto è trarre un vantaggio politico e poi qual è il problema vero di fondo? Perché quello che sta accadendo, compreso il tentativo di bruciata la casa del sindaco, ammazzare la moglie e i figli, mi sembra molto pesante, molto grave, no? È molto grave, è molto preoccupante ed è il fallimento, diciamo, di un certo modello purtroppo di integrazione, nel senso che la Francia dovrebbe essere il baluardo, diciamo, dei valori laici, integrare sulla laicità, sul senso dello Stato, sui valori repubblicani, e purtroppo invece sulla base di questi valori ha in qualche modo gestito una politica del paese in quella direzione, ma sull'integrazione ha lasciato e ha permesso che le comunità straniere, in particolare le comunità musulmane,
creassero delle loro zone franche dove invece vigevano le regole culturali islamiche. Questo è il punto. Quindi sono comunità che sono isolate dal contesto francese, grazie alla laicità, alle normative liberali francesi hanno potuto vivere in queste sacche di, diciamo, impunità dove mantenere la loro cultura, e oggi la Francia si trova un paese dove ha, diciamo, uno Stato nello Stato, che sono queste banlieue gestite da questi, tra l'altro non sono neanche immigrati, perché parliamo di gente che è francese di seconda, terza, quarta generazione, quindi è ancora più grave, perché vuol dire che sono famiglie che vivono lì da decenni e che hanno mantenuto un antagonismo culturale verso il paese, diciamo, che li ospita e che dovrebbe integrarli. E certamente il caso del ragazzo ucciso è gravissimo, cioè le immagini le abbiamo viste tutte quante, è chiaro che una cosa del genere susciterebbe indignazione anche da noi, e l'indignazione è più giusta altro, però insomma un conto di indignazione, un conto è la guerra civile, quindi è chiaro che questo fatto gravissimo è stato comunque il pretesto per scatenare una violenza repressa che era lì che covava da tempo, e questo è sicuramente preoccupante, anche perché in Italia fortunatamente non abbiamo ancora periferie, se non in qualche grande città, penso Torino, Milano, Roma, diciamo che hanno questa conformazione sociale, però con questo tasso di immigrazione rischiamo tra 10-15 anni di esserci anche noi. Il Regno Unito, il Belgio già hanno situazioni come la Francia dal punto di vista della presenza di stranieri, quindi è un grande monito per tutta l'Europa, e certamente la Le Pen, come hai detto, ne trarrà un vantaggio elettorale anche senza fare niente, ma poi bisognerà capire come risolvere il problema. Certo. Questi sono francesi, non è che li puoi espellere, questi sono cittadini francesi. Quindi, il professor Sappelli in un'intervista oggi, che abbiamo pure letto in rassegna stampa, dice che il problema, per parlare alla Paolo Conte, è se i francesi si incazzano. Dall'altra parte invece c'è l'esito prefigurato da Houellebecq nel suo romanzo Sottomissione, dove in maniera, diciamo così, appunto utilitaristica i francesi si sottomettono al nuovo regime sostanzialmente islamico. Tu come la vedi? Quale sarà l'evoluzione? Alla Paolo Conte o alla Houellebecq? Io spero che ci sia una reazione dei francesi che, nel nome appunto della laicità dei valori repubblicani, cerchino di riportare l'ordine nel loro paese e difendere la loro cultura, per non farla diventare una sorta di paese comandato dalla Sharia. Io mi auguro che ci sia una reazione laica, repubblicana, francese, di reazione a tutto questo, perché sicuramente il contesto della sottomissione, trasformare, diciamo, il baluardo dei valori liberali come la Francia in un protettorato islamico, non la vedo certamente come una buona notizia per l'Europa. Ecco. Ultima cosa, veramente sintetica, perché abbiamo lo spazio di un tweet. Sei d'accordo con Carlo Cambi, il nostro amico Carlo, che oggi sulla Verità dice il salario minimo proposto da Ellis Line serve solo ad abbassare gli stipendi, perché i 9 sulla carta sono uno specchietto per le allodole e arriveremo a salari fantastici da 6 euro all'ora, quando dice perfino la CISL la media oggi è già 11. Quindi salario minimo vuol dire proprio minimo, cioè ridurlo al minimo. Certo, ma io questo lo spiego anche nell'intervista di oggi, l'ho spiegato in aula la settimana scorsa, è proprio un approccio, è il solito approccio dirigista della sinistra che vuole mettere nero su bianco una cifra, no? Vuole scrivere nero su bianco qual è il salario minimo. Peccato che con l'inflazione che abbiamo, tempo che abbiamo approvato la legge con i 2 passaggi tra Camera e Senato, rischia di essere già superato dall'inflazione quel salario minimo, però diventa così un benchmark verso il basso, esattamente come il reddito di cittadinanza, perché il reddito di cittadinanza era diventato di fatto un salario minimo perché veniva usato come riferimento per il salario più basso. Allora, noi abbiamo un approccio che è quello di dare potere alla contrattazione collettiva, cioè devono essere i sindacati, la parte datoriale, a decidere lavoro per lavoro, mansione per mansione, qual è il salario minimo, adattarle in base alle esigenze diciamo del territorio, le esigenze economiche, le esigenze aziendali. E paradossalmente il salario minimo per legge è una scelta politica antisindacale dal nostro punto di vista, e soprattutto rischia di creare un danno ai lavoratori, come spiegavi tu, perché rischia di diventare un benchmark verso il basso, superato poi dai fatti. Riccardo, io ti ringrazio come tutti i lunedì. Non abbiamo fatto in tempo a scorrere il calendario della settimana alla Camera, ma lo seguiamo lo stesso. Dovrebbe anche con arrivare il nostro finalmente Parlamento. l'inchiesta sul Covid, che è quella che tanti nostri ascoltatori aspettano. Dovrebbe essere la settimana giusta. Ecco, posso dire questo. Allora ne riparleremo ancora. Intanto grazie a Riccardo Molinari, buona settimana, buon lavoro Riccardo. Un saluto a tutti, grazie. Qui Parlamento.
Avete ascoltato